Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Non tutti sanno quanto è piacevole sotto la doccia inventare una melodia che sale su, ancora più su, semplice no, perché quelle facili le sanno cantare tutti sotto una panacea di idrogeno e ossigeno, libera di salire, piano se mi fa. Guarda su che non c'è quel bel getto d'acqua e forse chiamerò l'idraulico, perché scopro che dei forellini si sono turati per colpa di un calcare malefico. 2000 spruzzi bazzarielli divergono, un rivolo poi, un'onda anomala. Mi sembra saggio con lo straccio dare una passata rapida. E qui sotto da me c'è già una macchia sul plafone e l'ho pagato 2 milioni delle vecchie lire, ma nella prossima assemblea di condominio io farò valere tutti i miei millesimi e si vedrà ancora chi è il vicino di casa. È bravo, è buono e tutto, ma quando si arrabbia sono dolori. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te Natalia, e questa macchia sul plafone vi è offerta invece dagli Eli e le Storie Tese. Eli e le Storie Tese, Plafone, dall'album Studentessi del 2008, un pezzo nel quale solo loro hanno la capacità di rifare il verso ai Genesis. Ladies and gentlemen, signori, qua stiamo veramente ad altissimi livelli.
Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1185 di oggi, giovedì 30 di aprile dell'anno del Signore 2026, cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, video pillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be, 340-670-9659 se volete essere dei nostri attraverso la Zappa o WhatsApp oppure al volo. Voglio sapere che ne pensate della flottiglia Fottiglia 0292947222 per intervenire attraverso quel magnifico oggetto che è il telefono, signore e signori. Ma adesso, mentre raccogliete le vostre idee, noi chiamiamo lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi con il suo diritto e rovescio. Vai pure, Natalia. Notizia clamorosa sul fronte del petrolio che è bloccato dallo stretto di Hormuz. Abu Dhabi, infatti, che è uno dei 12 paesi componenti dell'OPEC, è uscito da questa associazione che si propone di controllare la produzione energetica dei paesi aderenti per impedire che in condizioni normali il prezzo del petrolio diminuisca troppo. Ma adesso la situazione è l'esatto opposto. Non si tratta più di aumentare il prezzo del petrolio impedendo una sua eccessiva produzione, ma di ridurlo a livelli accettabili. Abu Dhabi, che controlla il 15% della produzione di petrolio di questa associazione, riacquistando la sua libertà di azione, può adesso aumentare la sua produzione e quindi far scendere i prezzi. Questa è una manovra che non lo danneggia perché quello che Abu Dhabi perde con la diminuzione del prezzo lo guadagna con la maggior quantità di petrolio venduta. E ciò favorisce anche il suo alleato Trump, che adesso è riuscito ad avere contro i consumatori di petrolio di tutto il mondo. Come non essere d'accordo con l'immenso Pierluigi Magnaschi? Allora andiamo a dare un'occhiatina alle news di questa sera. Vi ricordo il telefono è acceso, sì, il telefono è aperto allo 0292947222. Diamo un'occhiatina all'ANSA, via libera il Consiglio dei Ministri al piano casa. Ancora, comunicazione della Fondazione, questa è l'ANSA sempre, si è dimessa la giuria internazionale della Biennale di Venezia, la decisione all'indomani della visita degli ispettori del MIC, il Ministero dei Beni Culturali. Ancora, gli aiuti a Gaza, Israele intercetta la flottiglia, arrestati anche 24 italiani, rilasciati nelle prossime ore. Testimonianze, l'attivista della flottiglia, ho visto alcune barche illuminarsi e poi sparire. Il Quirinale, caso Minetti, nuovi accertamenti di intesa col Ministero, li chiamava mamma e papà, la sentenza dell'Uruguay sull'adozione di Nicole Minetti, lettera di richiamo della RAI per le dichiarazioni sul Nordio, Ranucci, non ho paura. Avvenaria arbitra di 16 anni, fischia e rigore, i familiari aggrediti dai tifosi. La violenza nel torinese a una partita di calcio tra ragazzine. Come potrebbero essere definiti i parenti di costoro che hanno, i genitori di costoro che hanno alzato le mani sui familiari di questa ragazza? Come potrebbero essere definiti? Io avrei una bella idea. Sono delle teste di barrone. Sapete cos'è il barrone? Nel carretto siciliano il barrone è praticamente la trave anteriore a cui si legano le corde per assicurarvi il carico.
sono delle travi molto spesse, molto pronunciate, che stanno sul lato proprio sui mascidari, che sono le due sponde del carretto. In testa a queste sponde la sponda si prolunga, c'è questa forma di testa di barrone che serve per fermare appunto il carico. Ecco, loro sono più inutili di una testa di barrone, sono delle teste di... Marco D'Amantova al telefono con noi, ciao. Ciao Antonino, innanzitutto splende il sole a Radio Libertà quando c'è Natalia. Quello sempre, quello sempre. Allora, 3 pillole veloci. Sì, a proposito, scusa un attimo, ha telefonato Dimmi. il mio diabete, ha detto che è venuto il diabete pure a lui dopo questa. Vai pure. Ah, ok. Allora, l'inutilità della flottiglia è pari solo all'inutilità di AWS. Ieri sera Rete 4 ha mandato in onda un filmatino che è stato postato da Fedez e anche dal signor Bonelli, che li ritraeva insieme che si fumavano una canna per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'utilità della cannabis. Cioè, con tutti i problemi che ci sono nel mondo e che ci sono in Italia, Bonelli, Fratoianni e la compagnia cantante di ciò che resta dei radicali, nonché Fedez e tutta l'allegra compagnia dei cantanti o cantori o giullari di corte, praticamente pensano alla cannabis. C'è qualcosa di molto più importante, soprattutto, e mi faccio riferimento, dovrei parlare anche dell'Europa, ma di questo ne parleremo, tanto c'è tempo. Sì. Venezia, ci siamo chiesti come mai il PD ha candidato 2 bengalesi a Venezia e ne viene data una pubblicità così importante rispetto ad altri luoghi? Perché secondo me gli islamici si ricordano ancora la bruciante sconfitta di Lepanto. E da chi è stata orchestrata la sconfitta di Lepanto? Dalla Repubblica di Venezia. Quindi mettere le mani su Venezia e riempirla di moschee è il sogno di qualsiasi islamista o comunque osservante musulmano. Se non riusciamo a capire queste cose basilari, Antonino, mia moglie che è una calabrese puro sangue come te, con la quale io a volte vado in disaccordo perché lei per me è troppo estremista, però su questa cosa ha ragione. Lei diceva, fino a un anno fa diceva, entro 20 anni saremo islamizzati. L'altra sera mi fa, Marco, non passeranno 10 anni, perché gli italiani hanno mollato la barra su questa cosa. Tanto comunque io in qualche modo me la cavo. Questo è quello che pensano tantissimi italiani. E mi ci metto dentro alcuni miei parenti, che non succede niente, hanno bisogno di... È il famoso particolare di guicciardiniana memoria, fuori dal mio culo a chi piglio, te lo traduco rapidamente così. Certo. Quindi, l'italiano Antonino, è così. Dimmi, parla, dimmi pure. No, l'italiano è così e ti dice, vabbè, tanto non succede niente, ma cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che sia e si ritroveranno col burka. Un tubo, perché non hanno capito niente. Scusami se ti interrompo, poi lascio spazio agli altri. Prego. Ricordiamoci questo, cosa è successo in Afghanistan dopo che gli americani se ne sono andati rovinosamente, come sappiamo? Che le donne oggi non contano più nulla. Esatto, ma sai cosa succede in Afghanistan? Che sappiamo che nell'Islam chi cura le donne sono le altre donne, nell'Islam osservante. E quando non ci saranno più donne, chi curerà le donne? Perché l'uomo non può mettere le mani sulla donna nell'Islam. Nessuno, e moriranno di parto. E questo succederà anche qui. Dobbiamo spaventare le nostre donne perché non l'hanno ancora capito, soprattutto quelle giovani come quella che in Egitto ieri sera piangeva disperatamente perché ha paura di perdere la sua bambina. Io sarò cinico, Antonino, ma ragazzi, prima di sposarvi, ma non ci pensate? Evidentemente no. E allora ve lo meritate. Scusami Antonino, ti saluto. Ciao. Ciao, guarda, tu ti stai riferendo al caso della povera Nessi Guerra che è di Sanremo e lei ha sposato questo egiziano che poi se l'è portata in Egitto basta inventarsi questo reato di adulterio per aver mostrato delle fotografie intime, cose, e praticamente ti becchi 2 anni di carcere da quelle parti e arrivederci e grazie. Ecco,
il punto non è te lo sei meritato, il punto è che si comincia sempre con le buone intenzioni e la strada dell'inferno è lastricata di esse. Questo è il punto. Va bene, allora io sto per cedere la linea qui Parlamento con il nostro senatore Marco Dreosto, che ho sentito prima della trasmissione, ma vi voglio ricordare, perché leggo gli eroi della flottiglia, cioè questa è tutta fuffa, esattamente come l'altra volta. Chi è che li finanzia? Da parte di chi vengono questi qua? Dove hanno trovato i soldi per comprare queste barche? Non si sa. Però a bordo hanno trovato droga e preservativi, al solito. Vi vorrei ricordare, così giusto per dire, vi vorrei ricordare che come ha scritto il New York Post, tal Tiago Avila ha avuto non una, non due, ma 3 relazioni sessuali con alcune attiviste della flottiglia diretta a Gaza. Questo signore però non è che, vabbè, trombava e questo, diciamo, non era professionalmente accettabile, visto che volevano andare a fare i rivoluzionari. Ma il problema più grave è che a quanto pare questo signore ha incontrato a suo tempo il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e poi quando Israele a Nasrallah ha dato un bel biglietto di sola andata per l'inferno, è andato al funerale a Beirut. E questa è una cosina che francamente mi lascia un po' così. Poi vi vorrei ricordare una cosa. L'altra volta il ministro Tajani aveva fatto le umane e divine cose dicendo: ragazzi, sbarcate a Creta, poi provvediamo noi a recapitare questi aiuti. Un appello che è stato respinto come fu respinto quello del presidente Mattarella. La verità è molto semplicemente che questi volevano andare a creare un casino internazionale tra il nostro governo e quello di Israele. Questa è la verità. La volta scorsa Israele li ha fermati quando erano ormai quasi nelle acque territoriali. Stavolta li ha fermati molto prima. La prossima volta non mi stupirei se li andasse a pigliare direttamente nei porti di partenza. Vabbè, questo non lo farà mai. Però mi pare che il messaggio sia chiaro. Queste sceneggiate è meglio che finiscano, che è meglio per tutti. Ma adesso, signore e signori, un breve momento di pausa e poi qui Parlamento col senatore Marco Dreosto. A tra poco. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. E allora, per il Qui Parlamento di questa sera è tornato a trovarci il senatore Marco Dreosto, che voglio ringraziare come sempre del suo tempo e della sua pazienza. Senatore, se io le dico DFP, lei che mi risponde?
Beh, innanzitutto buonasera e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Ben trovato. Beh, questo è uno dei più importanti documenti che elabora il governo annualmente, ed è il documento di programmazione finanziaria che ci vede impegnati nel trovare quelle che saranno le risorse e soprattutto l'analisi dei dati per dare prospettive futuro all'economia e allo sviluppo del Paese. Un documento che ancora una volta è stato realizzato dal nostro ministro Giancarlo Giorgetti, che con la sua solita prudenza, capacità, io oggi ho voluto rispondere ad un collega in aula definendolo un top player, è riuscito ancora una volta a creare un documento che nella difficoltà del momento, nella congiuntura particolarmente complicata, dà delle prospettive di crescita che ovviamente noi auspichiamo possano essere ulteriormente agevolate dal togliere quelli che sono i vincoli europei che purtroppo, devo dire la verità, ci stanno mettendo un cappio attorno al collo e mettono in difficoltà soprattutto imprese e famiglie. Da qui un documento che è stato ovviamente votato a maggioranza al Senato questa sera, ma un documento che contiene anche un passaggio estremamente importante dove diamo mandato sostanzialmente al governo di trovare tutti quelli che sono gli strumenti necessari per poter dare queste risposte in termini economici, in un momento in cui, voglio ricordarlo, il Paese, attraverso il lavoro straordinario del ministro Giorgetti e del governo e dei nostri ministri, è riuscito a portare un deficit un rapporto deficit-PIL al 3,1%, leggermente sopra quella che era la soglia prevista, però qui potremmo poi parlare del super bonus e di altri cavilli che evidentemente hanno pesato su questi numeri, però rispetto al 7-8% a cui eravamo arrivati con i governi precedenti, direi che è un grande successo e soprattutto grandi prospettive per il nostro Paese, tenuto conto, come dicevamo, che la situazione congiunturale, economica, energetica è particolarmente difficile ed è necessario che l'Europa allarghi un po' quelle che sono le maglie dei vincoli che ha posto proprio per permetterci di mettere a disposizione quelle risorse che abbiamo, guardate, perché è una cosa straordinaria, le risorse ci sono, dobbiamo solo far sì che l'Europa ci consenta di poterle utilizzare. E il problema però è che ci sono sempre in mezzo questi paesi frugali che dicono di no, ma perché devono mettersi di traverso? Ma è veramente strano, guardate, l'ha detto oggi il senatore Claudio Borghi in aula, il commissario all'economia europeo è Dombrovskis, che è un lettone, un paese piccolissimo che oggi gode di vantaggi straordinari da risorse che vengono erogate a quello Stato dall'Unione Europea. E allora ci chiediamo perché questi Stati che si trovano in una posizione di vantaggio, perché guardate, molti degli Stati europei, ad esempio, hanno l'energia che costa meno della nostra, perché è evidente, potrei farvi l'esempio della Spagna o della Francia, dove l'energia viene prodotta attraverso le centrali nucleari che non abbiamo, ma addirittura la Spagna che, pensate, compra il gas russo attraverso diciamo quelli che sono gli arrivi navali che le sono consentiti, perché questo oggi consentono le normative internazionali. È strano, è davvero diciamo ridicolo che questi stati che oggi usufruiscono di vantaggi competitivi che noi non abbiamo, come ad esempio l'energia nucleare, ma anche il nord Europa, come ha ad esempio giacimenti di petrolio, mettano in difficoltà invece quegli stati che dal punto di vista della produzione industriale, dal punto di vista della manifattura, sono leader indiscussi come il nostro paese, ma ovviamente hanno un problema di carattere energetico. La guerra in Iran non l'abbiamo voluta noi, è la conseguenza di azioni internazionali di cui l'Italia non può assolutamente assumersi la responsabilità. Voi avete sentito tra l'altro che ieri la Presidente della Commissione europea ha dichiarato apertamente che l'Europa paga un costo di 500 milioni di euro al giorno per il caro energia. Ebbene, l'Italia non possiamo lasciarla sola, anche perché noi siamo al centro del Mediterraneo, quindi siamo anche quelli più esposti a quelle che possono essere questi rischi, queste pericolosità. Ovviamente questi stati frugali, come hanno fatto in passato, ancora una volta cercano di portare acqua al loro mulino e ostacolare quelli che sono naturali processi di... Ecco, dico l'ultima cosa, guardi, mi permetta. Prego. Si consente di dare ampia marginalità sugli investimenti, anche allargando quelle che sono le maglie dei patti di stabilità, per investire nelle armi e nella difesa, e noi riteniamo in un certo senso che sia anche giusto dare una copertura di sicurezza al nostro territorio, e non si consente di farlo laddove è necessario per le imprese e le famiglie. Ecco, questo noi non ci stiamo, e di qui la decisione, anche attraverso questo documento che abbiamo votato a larga maggioranza in Senato, di dare ampio mandato al governo
di valutare tutte quelle che sono le strategie necessarie ed indispensabili per dare risposte concrete ai nostri concittadini. Senta, senatore, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Ma diciamo che impegni ce n'è moltissimi. Abbiamo impegni che sono legati alle attività straordinarie che stiamo portando avanti sia al Senato che alla Camera in termini normativi. Abbiamo per esempio un decreto fiscale che arriverà le prossime settimane, che sta seguendo in prima persona il Presidente Garavaglia, Presidente della Commissione Finanze, un decreto per esempio che conterrà alcune agevolazioni per sempre in particolare il mondo imprenditoriale, anche con alcune opportunità proprio per queste categorie, e poi ovviamente ci saranno tutti gli appuntamenti pre-estivi che riguardano sempre temi economici di bilancio, ma anche di interesse generale, su cui stiamo focalizzando la nostra attenzione, perché ritengo sia importante anche in un momento complicato e difficile come quello attuale, dedicarsi a dare risposte che sono quelle che i cittadini del Paese si aspettano. Senatore, un'ultima cosa. 1° maggio si parla di lavoro, che cosa ci dobbiamo aspettare da questo Paese? Mi scusi, non ho sentito, il decreto lavoro dice? Il 1° maggio si parla di lavoro, cosa ci aspettiamo di buono? Sì. Allora guardi, intanto partiamo da una notizia molto positiva. L'occupazione nel nostro Paese è in incremento, e quindi significa che anche qui quelle che sono state le operazioni fatte dai nostri ministri, dai nostri sottosegretari, voglio ricordare per esempio il sottosegretario del lavoro Durigon, sono iniziative che hanno portato occupazione e risposte concrete ai cittadini e ai lavoratori. Adesso il governo ha introdotto, domani parte questo decreto lavoro, questo decreto 1° maggio, che sostanzialmente contiene tutta una serie di vantaggi per anche quelle aziende, perché ricordiamoci che aiutare le aziende per assumere le persone significa aiutare le famiglie. Questa è la direzione che abbiamo preso, vogliamo mantenerla con quella serietà e quell'impegno che ci siamo presi in campagna elettorale, durante le nostre proposte elettorali, però guardate, il tema è che nessuno si aspettava che ci fosse una congiuntura così sfavorevole, determinata da crisi energetiche, da guerre, e nonostante tutto quello che sta accadendo, noi siamo sul pezzo e i nostri ministri direi sono assolutamente in grado di dare risposte concrete a quella che è una sfida straordinaria che dobbiamo assolutamente vincere. Molto bene, io la ringrazio e al piacere di ritrovarci presto. Io ringrazio lei e saluto calorosamente tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Qui Parlamento. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Del complesso del 1° maggio, che in genere si esibisce sotto il sole di pomeriggio, con la chitarra acustica scordata calante, che la gente che balla a torso nudo neanche la sente. Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che lo vuole acchiappare, corre metalmeccanico che brandisce una biella, corre quella con piercing che non è tanto bella. Compreso del 1° maggio, lui compreso del 1° maggio, ti va riconosciuta una certa dose di coraggio. Compreso del 1° maggio, lui compreso del 1° maggio, che quando ti sento che mi sento a disagio. E all'improvviso parte una canzone tipo Bregovic. La musica balcanica ci ha rotto i coglioni, è bella e tutto quanto, ma alla lunga rompe i coglioni. Certo ne avrei senz'altro tutta un'altra opinione, se fossi un balcanico, se fossi un balcone, ma siccome non sono croato, è un balcone balcano. Io non capisco perché tutti quanti
merda. Ma comunque, prima di cantare una canzone balcanosa, ricordati di fare una cosa: lanciare un'invettiva ai danni del capitalismo. Allora noi vogliamo dedicare questa canzone contro il capitalismo, perché è ora di dire basta col lavoro che costa tutti. Devono capire che hanno rotto le palle i padroni, perché le masse operaie trovano millenno, fatemi sentire, siete tantissimi. Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che lo vuole acchiappare, corre metalmeccanico che brandisce una biella, corre quella con Kissing che non è tanto bella, un pezzo del primo maggio che ci stanno due cantanti e tutti e due vorrebbero essere l'unico là davanti. Non mi riferisco per forza ai linee 70. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia. Poco da dire alle 18:41 minuti e 14 secondi che domani il concerto del 1° maggio andrà proprio così come l'hanno cantato Elio e le storie tese nel lontano 2013. La verità è questa, ancora una volta ci sarà quello che poi, se ci fate caso, c'è sempre uno con la bandiera sarda dei Quattro Mori, c'è sempre una serie di bandiere rosse, ci sarà sempre un attacco contro il governo fascista, ovviamente fascista. Poi quest'anno, figuratevi, con la flottiglia, pensate che cosa diranno su Gaza e tutto il resto. Chissà se parleranno di Khaled Bougelma. Ve lo ricordate Khaled Bougelma? Nella prima flottiglia Fuffiglia aveva lasciato la missione perché aveva scoperto che Saif Fayyadi era un omosessuale, signore, un attivista queer tunisino. E con lui si era schierata anche un'altra attivista, Mariem Meftah. Gli orientamenti sessuali di ciascuno sono una questione privata, ma essere attivista queer è toccare i valori della società, intraprendere un cammino che rischia di mettere i miei figli e i miei affetti in una situazione che respingiamo. Sono pure omofobi, signori. Ma di che cosa stiamo parlando? Eppure domani ci diranno che c'è un appello contro l'omofobia, contro questo, contro quell'altro e contro quell'altro ancora. Gabriella, caro Antonino, i Trevaglion non sono adatti a fare i genitori, però quelli che si menano per una partita di calcio tra ragazzine, diamogli il premio genitori dell'anno. Parole sante, amica mia. Aggiungerei anche un'altra cosa. Le mamme, le più pericolose e perniciose sono le mamme dei calciatori e delle calciatrici. Ditemi che non è vero. Ditemi che non è vero. E poi Anita, bentornata, bellissima canzone. E beh, con Elio non sbagli mai. Ma adesso parliamo di libri, è tornata a trovarci Anna Maria De Luca. Stasera parliamo di turismo, parliamo di memoria, parliamo di sessualità. E sentite un po' quali sono i volumi che ci presenta stasera. Vai pure, Natalia. E allora, questo giovedì è tornata a trovarci, come sempre, nella nostra bellissima rubrica dedicata ai libri, la nostra Anna Maria De Luca, che, come sapete, è una psicologa, è un'esperta anche di questioni inerenti alla scuola ed è anche una accanita e appassionata lettrice. Cara Anna, allora, ben trovata, grazie del tuo tempo ancora una volta. Sono molto contenta di essere di nuovo qua con voi. Anche noi, anche noi. Senti, allora, qui parliamo, faccio una battuta che ho letto una volta, un meme, dice si fidanzano pure quelli che sono sposati, solo io resto single. Ecco, il libro di oggi con cui cominciamo, nella collana Le Comete, Franco Angeli, Monica Morganti, Sara Eba Di Vaio, se il tuo lui è sposato, istruzioni per l'uso. Diciamo così, com'è che ci si fidanza con chi è già sposato? Perché vedo che qua, anche avendo letto insomma alcune parti del libro, per esempio leggo qui: non aspettarti che dopo aver fatto del sesso con un uomo sposato lui ti telefoni, quando lui esce da casa tua, il suo meccanismo psicologico è cancellare il fatto di aver fatto sesso con te, per poter rientrare più facilmente e leggero a casa, dove poi farà sesso con la moglie. Quindi quelle telefonate, siccome non arriveranno, non te le aspettare. Ma mi pare di capire che questo libro suggerisca sostanzialmente quella che Fabio Volo chiama tromba amicizia, cioè due persone che si vogliono bene, si stimano, se capita vanno a letto e se no niente. Oppure manca qualcosa a questo ragionamento? Guarda, questo libro è stato scritto da Monica Morganti e Sara Di Vaio, che sono
una psicoterapeuta e l'altra è psicologa e sessuologa clinica, quindi è un libro divertente perché è davvero molto carino da leggerlo, però è un libro serio, nel senso che loro fanno, come dire, una disamina, tirano le fila di tutta una serie di esperienze che hanno avuto attraverso le loro pazienti e devo dire che danno delle istruzioni, no? Delle istruzioni per l'uso e io penso che molte che ci stanno ascoltando in questo momento possono identificarsi in questa situazione perché a tutte può capitare di innamorarsi di un uomo sposato o comunque come se fosse sposato di un uomo che vive con un'altra persona, che convive anche se non sono sposati, non cambia niente, no? Allora, tra queste istruzioni, la seconda, per esempio, è quella fondamentale, cioè non innamorarsi mai di un uomo sposato. Nel senso che può sicuramente esserci del sentimento da entrambe le parti, però il rapporto non è un rapporto equilibrato, cioè è una non relazione, nel senso che lui continua ad avere tutto, la moglie, i figli, la famiglia, gli amici, tutto il sistema che ha costruito. Lei non ha niente, a parte i momenti di intimità con lui, che appunto diventa l'unico terreno spesso di incontro, no? Perché magari per non farsi vedere non escono fuori, sono relazioni spesso che si vivono chiuse dentro le case, quindi poi vengono a mancare tutti quegli elementi che in realtà costituiscono una relazione. E infatti, per esempio, istruzione numero 5, loro dicono non affaticarti a costruire nessuna relazione, cioè non far diventare la tua casa il vostro nido, non fare la spesa con lui, non dormire con lui a casa tua, non andare con lui da Ikea, non guardare i tuoi DVD preferiti con lui, non presentarli ai tuoi amici. E perché? Loro dicono non fare nessuna di queste cose che ti fanno credere che esista una relazione che state costruendo o che esista un legame speciale. Cioè loro dicono non permettergli di entrare nel tuo quotidiano, di conoscere i tuoi negozianti, di accompagnarti in lavanderia, perché lui non attribuisce alcun significato simbolico a tutto questo, ma lo considera semplicemente il prezzo che deve pagare per stare poi con te in intimità, che sia in macchina, a casa tua, in ufficio da lui, eccetera. Io devo dire che a parte alcuni rari casi, infatti loro dicono che la storia di Camilla e Carlo è un'eccezione, non è la regola. No? Istruzione numero 6, non pensarti mai come la sua fidanzata perché non lo sei. Tu sei l'amante, sei l'altra, sei l'amica, la confidente, la terapeuta, così risparmiano pure sullo psicologo molti uomini. Tu pensa che io una volta intervistai, questo è un tema che un po' devia ma non tanto, intervistai le trans che erano amiche del Papa, di Papa Francesco, nel senso che durante... Ti ricordi? Sì. Durante il Covid, no? Durante L'avevi il COVID, fatto per miracoli o mi sbaglio? No, perché l'ho conosciute dopo, l'ho conosciute 2 anni fa, Sì, comunque poco me la prima che il ricordo Papa questa tua morisse. intervista, sì, me l'avevi Sì. mandata. Tra l'altro sto facendo un documentario su di loro. Praticamente è successo questo, no? Che durante il Covid loro erano in difficoltà, quindi andarono a bussare in chiesa. In chiesa c'era un sacerdote bravissimo, Don Andrea, che saluto, e lui cominciò ad aiutarle, quindi la chiesa si riempì di trans che andavano lì tutti i giorni a mangiare. A un certo punto Don Andrea gli disse scrivete al Papa. Loro scrissero a Papa Francesco e Papa Francesco cominciò ad aiutarle. Loro si innamorarono di Padre Francesco, tant'è che il mercoledì avevano un posto riservato alle udienze. E quando ci fu il funerale erano tra le più disperate e le più addolorate della sua morte, infatti furono anche riprese da varie televisioni, eccetera. Io le incontrai perché avevamo in comune questo amore per Papa Francesco e feci delle domande, come ovvio che siano. A un certo punto chiesi, ma perché gli uomini, chi sono gli uomini che vengono da voi? No? E loro mi dissero, tutti sposati, tutti uomini sposati, insospettabili, politici, persone di chiesa, chiunque, no? Sportivi, però tutti uomini sposati, ma la cosa che più mi sorprese è che spesso non vogliono neanche fare niente, spesso vanno lì solo per parlare, no? Però. Perché cioè io ho detto, ma come? Arriva da te, tu che sei costretto a prostituirti, eccetera, ti devi sorbire le paranoie di uno ricchissimo, che ha famiglia, che ha tutto quello che vuole e viene a lamentarsi con te. E queste mi hanno guardato per dire, sì,
Cioè, pensa quanto sono stupidi gli uomini, no? Cioè, non solo perché tradiscono la moglie, eccetera, ma perché poi vanno a lamentarsi con persone che stanno sicuramente peggio di loro, le sfruttano, no? Quindi questa cosa qua che spesso ci si confida con l'amante è una cosa verissima, ed è lì che proprio bisogna mettere il muro di Berlino. Cioè, vuoi una confidente, pagati una psicologa. Cioè, significa anche sfruttare l'amante in questo caso, no? Certo. Che tu sei amante, sei amica, sei confidente, sei terapeuta, sei il suo passatempo, sei il giocattolino, però in cambio non hai mai nulla, cioè non hai mai una relazione vera. Ora, c'è anche da dire che ci sono persone a cui va bene così, ci sono persone che non vogliono essere coinvolte in una relazione come può essere una relazione di coppia, diciamo, normale, con tutti i diritti, doveri, obblighi, cioè quindi avere la vita occupata da un'altra persona, ma che preferiscono avere come dire, delle presenze più leggere, no? Io mi faccio la mia vita, ogni tanto incontro una persona che amo, a cui voglio bene, ma che comunque non interferisce nella mia vita. Lui non ha nessun diritto di dirmi cosa devo fare, come non devo fare, non devo contrattare con lui quello che voglio fare. E può essere una scelta, anche comprensibile, diciamo. Beh, Però se siamo in così una non è, società libera, per fortuna. sì, se invece Hamas così non ancora è, non ce l'ha impedito, quindi ma questo significa che il rapporto, diciamo, va bene, perché tu non soffri, stai bene. La sofferenza vera arriva quando invece tu pensi che quell'uomo che è già impegnato può diventare il tuo uomo in modo regolare, no? Là è sofferenza assicurata. Cioè, infatti, l'istruzione numero 7 che loro dicono è non avere mai in testa un progetto e soprattutto non avere in testa il progetto. Perché spesso, cioè diciamo il 90% delle volte, il progetto non c'è, anzi, a meno che appena uno comincia a parlare di progetto, l'altro scappa a gambe levate. E poi ti dico anche una cosa in più: spesso avere l'amante è la cosa che tiene in piedi il matrimonio o la relazione. Cioè la relazione continua a funzionare anche se non funziona, proprio perché tu hai un'altra persona che fa da stampella alla tua relazione disfunzionale. Quindi, cioè, aspettarsi che un uomo lasci la moglie perché si innamora dell'amante è molto irrealistico. Cioè, può succedere, ma in pochissimi casi, anche perché il problema non è la moglie, chiaramente, povera Crista, no? E questo può succedere a tutte le mogli, chiaramente. La moglie è solo l'alibi. È che è proprio lui, no? Quindi l'istruzione che loro danno è istruzione uno stabilisce una data di scadenza come su una scatola di biscotti. Cioè loro, guarda, te lo leggo, loro dicono: la non relazione con un uomo sposato è come un cococò o come un contratto a progetto, a tempo determinato, sottopagato, con sfruttamento delle risorse, con il miraggio di un'assunzione che non verrà mai. Se proprio lo vuoi vivere, trasformalo in una consulenza di 3-4 mesi di una stimata professionista profumatamente pagata, oppure trasformala in una relazione tascabile, cioè nel senso che puoi tenerla in tasca e tirarla fuori all'occorrenza, che si caratterizza per essere assolutamente istantanea, dolce e di breve durata, ma non innamorarti, a meno che chiaramente uno non è masochista e gode nel soffrire per anni in tutti i momenti di solitudine, Natale, Pasqua, Capodanno, dove sei da sola, e tutto quello che ti manca in una non relazione, no? Poi, certo. istruzione numero 15, poi non ti dico più niente che non posso leggerti tutto il libro, importantissimo, dice: non pensare che stare bene a letto implichi amare e che amare implichi essere scelta. Cioè, la cosa della palissiana, no? Giustamente dicono: se cerchi un marito, se cerchi un amore, non metterti con un uomo sposato. E la dimensione principale per cui un uomo sposato va a cercare la non relazione con l'amante è quello che manca alla sua relazione, no? E quindi principalmente l'attrazione che non c'è più, il sesso, eccetera. Quindi è difficile che la non relazione con un uomo sposato sia per lui, dico, per lei sicuramente sì, ma che per lui sia amore, no? Perché l'amore comunque ha bisogno di cose che in una relazione del genere non ci sono, no? Diciamo, loro dicono: l'uomo sposato è lo strumento attraverso cui il Dio dell'amore ci feconda, è solo un ologramma e come tale è illusorio, destinato a scomparire. L'energia creativa che ci nasce dentro, grazie all'innamoramento, ha bisogno di essere espressa non solo nella creazione artistica,
perché chiaramente se uno è innamorato si sente felice, comincia a dipingere, a fare cose eccetera, nel preparare le cene per gli altri, nell'organizzare sorprese, ma anche nell'incontro reale con l'altro. E la prima dimensione dell'incontro con l'altro è il desiderio sessuale. Ciò che ci serve è qualcuno disposto ad essere oggetto del nostro desiderio, di cui noi siamo a nostra volta oggetto di desiderio. Tutto questo nella non relazione con l'uomo sposato funziona benissimo. Ciò che non funziona è il fatto che noi donne non ci riconosciamo soltanto nel desiderio sessuale dell'altro, ma lo trasformiamo subito nel bisogno di una relazione affettiva. Quindi se noi donne riuscissimo a rimanere nella dimensione ti vedo come un ologramma, so che mi servi in modo creativo, no? Possiamo anche vivere relazioni di questo tipo. Ma se invece vogliamo andare oltre e vogliamo costruire una relazione vera, è la via migliore per stare male. Quindi Capito. Senti, non sei d'accordo, sento. ma sai, pensavo a Carla e Camilla. Carla e Camilla fanno, diciamo così, eccezione per un motivo molto semplice. Il motivo è che loro in realtà si amavano e si sono aspettati tutta la vita. E questo bisogna riconoscerlo, perché questi due hanno sofferto veramente l'impossibile. Tutto questo perché si sono messi i vecchi nel mezzo e i vecchi avevano deciso che questa unione non si doveva fare. E quando anche lo stesso Carlo, io lo sai, in aria fritta faccio la pagina della famiglia reale britannica. Carlo ha detto più volte a William: devi avere una tua vita familiare, perché io, per il senso del dovere, per quello che mi hanno imposto, non ho potuto essere padre, un buon padre nei confronti tuoi e di tuo fratello. E questo è un fatto, insomma. Cioè, secondo me possono succedere queste cose, possono nascere delle relazioni e magari evolvere anche. Certo, Però sarà... guarda, Carlo non ha divorziato da Diana per stare con Camilla. Carlo si è messo con Camilla dopo che Diana è morta. Cioè, voglio dire che difficilmente un uomo sceglie l'amore al proprio sistema che ha costruito, perché il sistema che hai costruito non è un sistema di amore sicuramente, però è un sistema dove dentro i figli, i suoceri, il gatto, il cane, il topo, a volte l'economia, la casa, il lavoro, e difficilmente un uomo crede nell'amore così tanto da smontare, scusa, sono un po' raffreddata, da smontare un sistema del genere per amore, anche quando è innamorato, perché intanto non hanno il coraggio di farlo. È una questione di uno sceglie, gli uomini spesso scelgono la convenienza, ma è più conveniente restare nel sistema in cui sei, anche se non ti fa felice, perché tanto comunque l'amore lo puoi avere, se l'altra persona accetta le tue briciole, tu puoi stare nel tuo sistema e avere comunque l'amore dell'altra persona. Che funziona, che tu riesci a stare in piedi proprio perché c'è un'altra persona che tu ami. Quindi se uno ha il coraggio e la forza di smontare tutto questo sistema per amore, tanto di cappello, ma si contano sulle dita di una mano gli uomini che hanno la forza di fare questo. La maggior parte continua tranquillamente a tradire la moglie con la quale magari non ha neanche più rapporti da secoli. La moglie lo sa, fa finta di non sapere, perché a tutti conviene tenere in piedi un sistema economico, che purtroppo spesso le famiglie sono diventate questo, no? Un contenitore al sistema economico. Adesso è vero che già nell'antichità i matrimoni erano solo dei contratti, erano i genitori, come dicevi tu, a scegliere le mogli, i mariti, ancora in alcuni paesi è così ancora adesso, no? Quindi forse è un'idea romantica quella di pensare che di sposare l'uomo che ami, no? Non so quanti veramente abbiano sposato l'uomo o la donna che amino, o quanti hanno fatto quella scelta basandosi su altri ragionamenti, che fosse la stabilità, che fosse Dio, sono arrivata all'età che mi devo costruire una famiglia, un'immagine sociale più stabile, quella di un uomo sposato che di un uomo single. Cioè devi ma se uno veramente crede nell'amore, sì, può smontare il sistema familiare, ma io non ho mai visto nessuno smontare il sistema familiare per amore, a meno che la moglie non abbia buttato il marito fuori di casa, e anche in quei casi ci sono forme di resistenza. Cioè, ho visto uomini che non escono di casa fino a che la moglie non li butta fuori, e a volte neanche così.
no? Perché poi cominciano a promettere che non, come, ovviamente negare sempre negare, non è successo nulla, quell'altra è una pazza, si è inventata tutto, eccetera. Le mogli a un certo punto cominciano anche a crederci, perché fa comodo crederci, perché comunque è più facile mantenere in piedi il sistema piuttosto che accettare che in realtà tu hai pensato di costruire qualcosa con un uomo che in realtà si faceva i fatti suoi con un'altra. E quindi si va avanti così, però nei casi che tu dici, no? Dove l'uomo veramente sceglie l'amore, ma io vuol dire chapeau, ma quando mai succede? Rarissimamente. Vabbè, però succede, dai, tutto sommato, insomma. Speriamo. Quindi. Così almeno liberano le mogli e le danno loro la possibilità di una vita vera, autentica con qualcun altro. Questo anche, ci mancherebbe pure. Senti, quest'altro libro, allora, visto che siamo in tema, Sex Act di Richard Blon, Libera la tua sessualità con l'Acceptance and Commitment Therapy, Franco Angeli editore, edizione italiana a cura di Laura Casetta e Luca Rizzi. E questo libro parte da una domanda: che cos'è il sesso? Ecco appunto, cos'è il sesso? Sì, questo libro è un libro abbastanza complesso e applica praticamente l'Acceptance and Commitment Therapy alla sessualità. Adesso ti voglio trovare la pagina proprio che risponderà alla tua domanda. Che cos'è il sesso? Allora, la risposta che Blonna dà, premetto che Blonna è un professore ordinario all'Università del New Jersey, insomma ha 30 anni di esperienza come trainer, autore, consulente, quindi parliamo di una persona che sa quello che scrive, no? Lui individua nel sesso varie dimensioni. Allora, la prima è la dimensione biologica, no? Quindi la sessualità come eredità genetica da parte dei genitori, l'anatomia, eccetera. Poi è una dimensione sociale, cioè la famiglia influenza lo sviluppo dei pensieri e delle emozioni legate al sesso. E le famiglie si possono comportare in molti modi, in un nucleo familiare, una famiglia estesa, una famiglia allargata. Quindi i componenti, in qualunque famiglia uno vive, i componenti della famiglia fanno da modello di comportamenti iniziali e primari per tutto quello che riguarda il sesso. Cioè, in altre parole, si impara ad essere uomo, donna, coppia a livello sessuale osservando la famiglia, no? Nel corso del tempo, in migliaia di relazioni, eccetera. Quindi è chiaro che se tu hai un papà e una mamma, oppure due mamme o due papà, se tu non hai vissuto con tua madre e tuo padre mentre crescevi, che copioni personali hai sviluppato in loro assenza? Hai avuto sicuramente qualcuno che li ha sostituiti, no? Quindi delle figure, non dico da copiare, ma da guardare e interiorizzare. Quindi nonostante la famiglia eserciti nelle prime fasi della vita e continua in realtà ad esercitare anche dopo una forte influenza sull'identità sessuale, comunque noi abbiamo la capacità di esaminare crescendo, no? L'utilità dei pensieri, dei copioni personali, delle immagini mentali che la nostra famiglia ci ha mandato, e quindi crescendo poi chiaramente noi ci possiamo distaccare eccetera, però sempre da lì si parte, cioè tu crescendo puoi prendere tutte le direzioni che vuoi, però l'imprinting iniziale ti arriva da lì. Poi l'altra dimensione della sessualità è quella culturale, che include l'identità culturale. Lui scrive che la cultura espone ad una serie di credenze, valori e copioni comportamentali che possono essere più o meno d'aiuto nelle relazioni adulte, no? E la cultura è una combinazione di razza, etnia, stato socio-economico, ambiente fisico di vita, mondo in generale. Quindi tu pensa anche alla differenza nella concezione del sesso e quindi della donna che c'è in determinate culture, no? Pensa al Nord Europa, pensa alla cultura islamica, pensa alla nostra. Quindi c'è una forte dimensione culturale della sessualità. C'è ancora chi pensa che se qualunque donna possa essere accessibile solo perché è donna e quindi la puoi usare come vuoi. Però Poi se c'è una posso, dimensione... se posso citare Fabio Concato, scusami, I come italiani. Dice: questo è il paese del delitto d'onore e del matrimonio riparatore, così il sesso è peccato quando il cuore non è impegnato. Come la mettiamo? Nel senso che se sei innamorato tutto è possibile? Può essere così? Ma no, perché allora giustificheremo anche lo stalking, perché se una persona si ritiene innamorata di un'altra e l'altra no, diventa una persecuzione.
Sì, questo sì, ci mancherebbe pure. Beh, ovviamente Sai stiamo cos'è parlando... che Dimmi. spesso le canzoni, ma anche la letteratura, ci passano un'idea romantica di amore che in realtà è patologica, nel senso che è vero che non c'è niente di più bello che fare l'amore con la persona che ami, però se quello ti ama ed è corrisposto. Ah beh, Se certo. non ti vuole, devi girarti, cambiare strada e andare da un'altra parte, cioè non puoi continuare ad insistere sperando che un giorno cambi idea, perché è Infatti. difficile che uno cambi idea in queste cose, no? Cioè l'amore o scoppia reciprocamente perché è anche una questione chimica, no? O si può sì costruire piano piano col tempo, ci si può innamorare del proprio migliore amico, si può poi andare a vivere assieme e costruire una vita, però ecco, c'è comunque una reciprocità, no? Non è il fatto di essere innamorati di una persona non giustifica qualunque comportamento, deve prevalere sempre il rispetto. Ma io prima mi riferivo, per esempio, alle aggressioni che le donne possono subire per Sì. strada, le violenze, no? Cioè, vedo una donna, mi piace, me la prendo. Cioè, questo è un tipico esempio di una subcultura, no? Che considera le donne ancora come degli oggetti. E purtroppo in alcune realtà, nonostante siamo nel 2026, ancora funziona così. Comunque, questo libro qua, Sex Act, ti volevo spiegare un attimo. Sex Act è, allora, non in ordine, accettazione, cioè imparare a fare spazio a pensieri ed emozioni difficili senza evitarli o reprimerli, è commitment, cioè l'impegno. Quindi agire comunque nella direzione dei propri valori anche se c'è disagio. Cioè in pratica come funziona l'ACT? Sono 6 processi fondamentali. Il primo è l'accettazione, quindi smettere di evitare emozioni scomode. La seconda è la defusione cognitiva, cioè osservare i pensieri senza prenderli come verità assolute. Cioè, quindi non pensare che il tuo pensiero sia la verità assoluta, ma è il tuo pensiero, quindi dividere, no, quello che uno pensa dalla realtà. Il 3 è il mantenere il contatto con il presente, cioè essere consapevoli del qui ed ora, avere il sé come contesto, cioè distinguere tra chi sei e cosa provi, avere chiari i valori tuoi, cioè capire cosa conta davvero per te e poi fare dei passi concreti, coerenti verso quei valori, no? Per esempio, se una persona ha ansia sociale, invece di cercare di eliminare l'ansia, bisogna imparare a riconoscere, quindi ok, c'è ansia, la vedo, l'accetto, no? Poi non lasciarsi bloccare, per esempio, da pensieri come "Oddio, farò brutta figura", e continuare comunque ad agire, per esempio se stai parlando in pubblico, perché è importante crescere e comunicare, in un certo senso pacificarsi anche con quegli stati d'animo che ci rendono, che ci danno disagio, no? Quindi sviluppare quella che si definisce flessibilità psicologica, cioè la capacità di vivere una vita piena e significativa anche quando si è in difficoltà. Quindi in questo libro, questo metodo, il metodo ACT, viene applicato alla sessualità e l'autore affronta problemi come l'ansia da prestazione, il calo del desiderio, la difficoltà di lasciarsi andare, che spesso hanno alla base dei pensieri tipo devo essere perfetto, se sbaglio è un disastro, oppure dovrei provare più desiderio. Cioè questi sono pensieri che creano tensione e la tensione interferisce con la risposta sessuale, quindi lascia un circolo vizioso. Quindi in sostanza, applicando l'ACT nella sessualità funziona così. Accettazione del disagio significa che invece di combattere ansia o imbarazzo durante il sesso, si impara a riconoscerli senza farsi bloccare. Per esempio, sono nervoso, ma posso comunque vivere questo momento e andare avanti. Poi, il secondo punto è la diffusione dei pensieri, quindi non eliminare i pensieri negativi, ma cambiare il rapporto con questi pensieri. Per esempio, sto avendo il pensiero che potrei fare una brutta figura, ma non è una verità, è solo un pensiero, potrebbe succedere o potrebbe non succedere. Terzo punto è la presenza nel momento, no? Quindi molti problemi sessuali nascono dall'essere assenti mentalmente nel momento. Quindi l'ACT insegna a spostare l'attenzione su quello che stai facendo in quel momento, sulle sensazioni, sul contatto, sull'esperienza reale e quindi a mettere l'attenzione su queste cose e non sul giudizio, sulle aspettative, sulla prestazione. Poi il quarto punto è quello dei valori personali, quindi cioè chiedersi veramente che tipo di vita sessuale vuoi davvero,
Cioè, poi ognuno chiaramente ha una propria risposta personale, però la perfezione non può aspirare a nessuno, ma l'autenticità sì, no? Quindi la connessione, il piacere, il gioco. E poi il quinto punto dell'ACT è l'azione nonostante tutto, cioè anche se c'è ansia e insicurezza, agire comunque in linea con i propri valori, cioè non aspettare di sentirsi pronti per fare una cosa, ma iniziare gradualmente, no? Quindi se una persona per esempio evita il sesso, si blocca, con il metodo ACT che fa? Accetta l'ansia, dice ok, ho quest'ansia, me la posso gestire. Non crede automaticamente nei pensieri negativi, ma li vede come pensieri, quindi pensieri non realtà, no? Si concentra sulle sensazioni ed agisce comunque, senza pretendere la perfezione. Quindi il risultato è che hai meno pressione, più naturalezza e c'è un miglioramento reale. Quindi cioè, il benessere sessuale non nasce dal funzionare perfettamente. In sintesi, questo libro dice che il benessere sessuale non nasce dal funzionare perfettamente, ma dall'essere presenti, accettare l'imperfezione e vivere il sesso in modo coerente con i propri valori, no? Perché più cerchi di controllare, più perdi spontaneità. Certo. Quindi ACT fa invece l'opposto: meno controllo, meno rigidità, più libertà, migliore esperienza. Quindi questo è l'ACT applicato alla sessualità. Andiamo avanti perché naturalmente, diciamo così, una sana sessualità, magari anche nel corso di un bel weekend in un bel posto. Elena Croci, Nuovo turismo culturale, il marketing delle emozioni, libro che esce per i tipi di Franco Angeli. Com'è cambiato fare turismo? Perché il Covid ha cambiato anche il modo. Una volta c'erano le vacanze, no? La villeggiatura. L'Italia si fermava Sì. il 1° agosto, ripartiva il 1° di settembre. Sta roba non esiste più. Ora esiste mordi e fuggi, ora esiste pochi giorni da qualche parte e via. Ecco appunto, e cosa si va a cercare? Sì, allora, la tesi centrale di questo libro è che c'è stata una trasformazione radicale nel mondo del turismo, cioè si è passati dal turismo orizzontale, quindi vedere, fotografare, al turismo verticale, quello, l'esperienza, quindi capire, vivere. Quindi oggi viaggiare, parlo di viaggiatori, no? Ci sono anche turisti, diciamo, crocieristi, che quella è un'altra categoria, però generalmente, soprattutto dopo il Covid, le persone che oggi si spostano per vedere dei luoghi non è solo un consumare luoghi, ma è un'esperienza proprio identitaria ed emotiva, cioè il turismo diventa una forma di costruzione del sé. Il libro è interessante perché fa un'analisi sociologica molto, molto dettagliata, no? Croci descrive chi è il viaggiatore contemporaneo. Lo descrive come una persona consapevole, attenta all'ambiente, alla ricerca di autenticità, interessato più all'esperienza che alla destinazione, cioè più ad entrare in relazione con il luogo che a visitare il luogo, no? Quindi il turismo visto come fenomeno culturale, non solo economico. Questo chiaramente è la migliore delle ipotesi, perché noi vediamo che succede, arrivano turisti animali che distruggono le nostre fontane, Sì, distruggono basta le nostre vedere opere Venezia d'arte. come viene trattata. C'è una pagina che si chiama Venezia non è Disneyland. Sì, Una sì, ho pagina anche visto Facebook. quella ragazza che mi pare dovesse sposarsi, ha avuto la Sì. brillante idea di salire Esatto. su una statua e di rovinarla. Sì, insomma, queste quindi sono basi è chiaro che se una persona ignorante viaggia fa danni, no? Quindi il viaggio comunque è una cultura che cresce dentro di te, no? Quindi viaggiando impari cose, però è pure vero che se viaggiando ti porti dentro la tua ignoranza, devi viaggiare proprio tanto per migliorare. E se, diciamo, nelle prime fasi, quando ancora questo miglioramento non è avvenuto, è possibile fare danni anche al patrimonio culturale e artistico dei paesi dove vai. Comunque, sì, i territori, cioè la conseguenza qual è? Quindi che per i territori, no? Che il turismo, cioè che il territorio deve raccontarsi, cioè il turismo deve diventare una narrazione, uno storytelling. Quindi tu vai in un posto, lo guardi, però deve esserci qualcuno che fa parlare il posto ai tuoi occhi, no? Cioè che ti spiega dove sei, che cosa è stato, che cos'è, che cosa sarà, perché in ogni cosa, anche nel food, nell'alimentazione, comunque c'è la storia nostra, la nostra identità. Quindi visitare un luogo, così come, cioè, è chiaro che è inutile andare in Francia e cercare un ristorante italiano, se vai in Francia devi mangiare francese, no? Chiaro.
Però entrare in un luogo significa entrare nella cultura di quel luogo, nel cibo di quel luogo, incontrare le persone che vivono lì. È fondamentale capire come loro vivono, no? Quindi poi se pensiamo ai social, Instagram, eccetera, molte persone viaggiano semplicemente per farsi la foto e dimostrare che hanno fatto il viaggio. Infatti. E addirittura ci sono casi di persone che muoiono per farsi selfie in punti pazzeschi, tipo in cima a un burrone, in mezzo ad una strada mentre passano le macchine. Quindi al di là di, insomma, di questi casi purtroppo frequenti, ma ancora una volta ignoranti, il libro di Elena Croce parla invece del turismo culturale, del nuovo turismo culturale, quindi che non è più solo un viaggio del solo vedere, ma anche una volontà di provare emozioni che hanno il fine di fermare il tempo, no? E quindi la domanda di turismo oggi di qualità, che cosa comporta? Comporta che richiede moderni standard per il territorio, cioè cioè se tu vai in Calabria, no? Calabria è bellissima, ma non hai l'albergo per dormire, non hai bed and breakfast, non hai un posto dove stare, come fai a sviluppare il turismo? Quindi questo è un momento, diciamo, buono per la Calabria, perché l'aeroporto di Lamezia ha ampliato i voli, senza i voli chiaramente è un territorio inaccessibile, quindi adesso ci puoi arrivare facilmente da tante destinazioni, cosa che prima non era. Sono fioriti molte attività, molti B&B, molte persone che avevano le case in campagna le hanno ristrutturate per accogliere persone, far vivere la loro esperienza autentica, ok. E quindi in quella è la via attraverso cui tu puoi come dire, comunicare un territorio che è sempre stato fuori dalle rotte di massa, per dire anche nel Grand Tour nell'Ottocento, i nobili partivano da tutta Europa, i giovani nobili andavano a Napoli, si imbarcavano per la Sicilia saltando la Calabria, no? Quindi Certo. se tu devi lanciare delle zone vergini, diciamo, dove ancora non ci sono quelle strutture che servirebbero, no? Mi riferisco in particolare agli alberghi, eccetera, e neanche quella, diciamo, cultura che c'è in tante regioni di accogliere il turista non facendolo schiattare di cibo, ma mostrandogli quello che di bello c'è. È chiaro che, ti dico questo per dirti che che abbiamo un'Italia che funziona a diverse marce, no? La Toscana, per dire, ha un sistema turistico, il Friuli, che è top nel turismo, no? Cioè FVG, che l'ente del turismo del Friuli Venezia Giulia sono bravissimi, il Trentino anche. Altri posti, fondamentalmente del sud, si stanno affacciando adesso a costruirsi un'identità culturale turistica, però possono usare, come dire, l'esperienza che nel frattempo hanno accumulato le altre regioni per anche evitare alcuni errori che sono stati fatti, no? E Elena Croci, l'autrice appunto esperta in lei non parla di Calabria nel libro, questo l'ho aggiunto io, l'autrice è un'esperta in marketing culturale e ha fondato Comunicazione Culturale, no? Perché proprio lei è specializzata nei temi che riguardano la società, l'identità del territorio, insegna turismo all'Università Cattolica di Milano, cioè, quindi il suo, questo libro, il nuovo turismo culturale e il marketing delle emozioni, è un libro che secondo me potrebbe essere benissimo letto in tutte quelle realtà che adesso si affacciano al mondo del turismo, che devono costruire dei percorsi. Senti, Sì. Tu che ne pensi? Io ne penso molto positivamente. Senti, abbiamo proprio poco tempo ancora. Resta un ultimo libro, Boris Nikolai Konrad, edito da Corbaccio, Il segreto della memoria, come allenare il nostro cervello per ricordare tutto ciò che ci serve. Abbiamo sempre quelli che dicono, non mi ricordo niente, poi invece basta poco, e uno di questi metodi ce lo ha insegnato lo stesso Cicerone. Noi traducevamo sempre de inde traseamus e quindi passiamo a, in realtà Cicerone stava ripetendo la disposizione delle cose, delle stanze all'interno della casa, che è un metodo per imparare, o sbaglio? Sì, bravissimo, il metodo Deloce, sì. Allora, vado veloce, questo libro spiega come funziona la memoria, ma soprattutto come migliorarla attraverso delle tecniche pratiche, le tecniche mnemoniche. Questa di cui parli tu è proprio una delle principali, che è il metodo Deloce, cioè di camminare dentro casa ponendo visivamente lungo le pareti le cose che devi ricordare. Quindi quando devi poi andare a ricostruire, semplicemente tu immagini di camminare dentro la tua casa
e vedi le cose nell'ordine in cui le devi dire. Penso per esempio ad un esame all'università, ad un concorso, ma ce ne sono anche altre come le associazioni visive, anche lo storytelling rende l'apprendimento più veloce. È un libro che assolutamente consigliamo ai nostri ascoltatori perché in sostanza il concetto di fondo che deve passare è che avere una buona memoria non è una dote di natura, perché la memoria si può allenare e si deve allenare, e man mano che si va avanti con l'età è sempre più importante allenarla, appunto anche nelle persone anziane, no? Fare esercizi di memoria resta fondamentale. Poi noi abbiamo purtroppo il cellulare che è diventato il nostro hard disk esterno, per cui non ricordiamo neanche più il numero di telefono di nostra madre, cosa che invece prima del cellulare avevamo, tant'è che Valditara nella sua riforma della scuola ha reintrodotto l'apprendimento a memoria delle poesie, che è stato tanto criticato, ma è fondamentale allenare la memoria, perché in realtà a scuola la memoria non si allena più. È come, cioè una cosa che se non l'alleni non funziona più, è un muscolo che non alleni si atrofizza, no? La memoria è la stessa cosa, la memoria deve assolutamente essere allenata. Quindi, visto che abbiamo poco tempo, non entro nei dettagli, però consigliamo a tutti questo libro di Corbaccio, Il segreto della memoria, come allenare il nostro cervello per ricordare tutto ciò che ci serve. Quanto tempo abbiamo ancora? 000? Abbiamo già passato 37 minuti, quindi... Perfetto, ok, allora chiudo qua. Benissimo, allora giovedì prossimo e grazie come sempre. Grazie a te. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Permetti una parola, sai che c'è una camminata, che c'ho il cuore in gola, che tu sia sola, lo so un peccato, ce l'hai un minuto, oh, guarda non mordo, dammi uno sguardo, io sono un funky carro doc, tipa stop, con me non devi farla snob, dai salta su, sulla jeep, sentirai il profumo dei miei sei Andrema chic, come Bersani sono un freak, tarro e t'atterro con lo sguardo, sono trash come la Marini e Adriano Poppolardo, io sono quello che impennava con il ciao, con la maglietta degli Squallor Arrapao, quello che rimpiange la sella con le frange, la targa Arizona e la marmitta prova e l'adesivo dei Kiss di Bob Marley, il motorino che fa casino come un Harley. Io sono un porco, sono un balordo, faccio rime giù in città, senza pudori ne riguardo, sono un funky tarro. Io sono un porco, a volte storto, faccio rime giù in città, ma di parole mai accordo, apri il tuo cuore bebe perché sono qua. Mi metto petto nudo nella musical, non sono beautiful, ma c'ho il physique du monde, e faccio gara alle giostre col pungiball, come faceva Terence Hill. Ho l'orologio di Topolino, comprato l'autogrill, lo porto sul polsino, non è Beverly Hills, il posto dove vivo bella mia. Sono il tipico tamarro di periferia, che tiene al massimo l'autoradio, per me il Garelli è un classico, come gli interni radica su un ritmo cabrio. Mi piace la catenina con la croce d'oro sulla maglietta, stile Tony Manero, la sigaretta sopra l'orecchio, lo tipo come accendino, se siamo a letto rimango nudo ma col calzino, che fa tanto hardcore, ma non temere perché uso il divoro d'oro. Io sono un porco, sono un balordo, faccio rime giù in città, senza pudori ne riguardo, sono un funky tarro. Io sono un porco, sono un balordo, faccio rime giù in città, ma di parole mai accordo, apri il tuo cuore bebe perché sono qua. C'è una cosa che amo dell'uso della lingua, la capacità di poter dire in poche parole tantissimo, e anche quella contraria di dire in tantissime parole davvero poco. Per quanto riguarda il secondo caso, a volte sono coloro che non sanno usare bene la lingua,
a finire in questo stallo. Ma per quanto riguarda il primo, invece, sono i grandi comunicatori, i grandi scrittori, che con un sapiente uso delle parole riescono in pochissimo a farci capire tutto. Riescono a giocare con l'ambiguità del linguaggio, a definire il silenzio attraverso una singola espressione o a farci immaginare qualsiasi cosa in pochissime parole. Salve a tutti, sono Gabriella Ronza e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi parleremo di 3 famose citazioni, anzi 3+1, collegate alla produzione di 3 grandi autori che ci fanno proprio capire questa capacità linguistica di interpretazione e ambiguità. Cominciamo con il miglior fabbro del parlare materno, espressione usata da Dante stesso, anche se non riferita a se stesso ovviamente, ossia Dante Alighieri. Chi non ricorda degli studi scolastici il famosissimo Canto V dell'Inferno, il canto dedicato ai lussurosi, dove sono presenti Paolo e Francesca, i 2 amanti dalla storia tragica, uccisi dal marito di lei. C'è quell'espressione bellissima, quando Francesca racconta del modo in cui si sono innamorati lei e Paolo. Erano soli, senza alcun sospetto, e stavano leggendo della leggenda di Ginevra e Lancillotto. A un certo punto scatta il bacio e quel giorno più non vi leggemmo avante, quel giorno non lessero più. C'è una grazia in questo verso incredibile, non lessero più, perché naturalmente quello che possiamo pensare a livello interpretativo è che ci fu poi un momento di intimità e d'amore. Nella signorilità di questo verso c'è tutta la passione dei 2 innamorati. È un capolavoro di allusione. Ma non fermiamoci qui, c'è un altro verso presente sempre nell'Inferno della Divina Commedia di Dante. Siamo nel canto 33 dell'Inferno e a parlare il conte Ugolino. Il conte Ugolino non si concentra sul proprio peccato, non racconta questo a Dante, ma racconta l'efferatezza del modo in cui è morto, assieme a figli e nipoti, in una torre lasciato a morir di fame. A uno cadono i suoi figlioletti. L'ultimo è proprio lui. Esprime queste ultime fasi della sua vita con questo verso: poscia più che il dolore poter digiuno. Anche qui c'è dell'ambiguità. Sicuramente l'interpretazione che va per la maggiore è quella più naturale, nel senso che non poté tanto il dolore determinare la sua morte quanto proprio il fatto che non stesse mangiando. Eppure l'allusione è così intensa che c'è chi crede che si parli addirittura di un atto quasi successivo alla morte, insomma, dei suoi figli, di cannibalismo. Facciamo un salto di qualche secolo, arriviamo ad Alessandro Manzoni. Nel capitolo dedicato alla monaca di Monza parla di Gertrude, la sua infanzia, la sua giovinezza, l'ingresso in convento. Gertrude si macchia di diverse colpe. Inizia soprattutto una relazione con Egidio, vicino del convento. Nel Firmo e Lucia la sua storia tragica, ma anche colpevole, era scritta con dettagli un po' più minuziosi. Ma nell'edizione definitiva dei Promessi Sposi, quella che tuttora leggiamo, la Quarantana, poche parole per farci comprendere ciò che Gertrude vive e ha vissuto. Quando Egidio si rivolge a lei, la sventurata rispose, e in quel rispose c'è poi tutto l'atto di determinazione del suo personaggio. Gertrude diventa colpevole. Manzoni non va negli eccessi di quella colpevolezza, non va nei dettagli, ma in quel rispose c'è tutto, e c'è tutto anche in quel sventurata. Ha compiuto azioni deplorevoli e noi lo capiamo in quell'aggettivo e in quel verbo, non serve altro. Allora, avevo detto 3 frasi più 1, quindi queste ovviamente sono frasi riferibili a un modo di gestire una lingua propria. Il più 1 invece riguarda una traduzione, perché a volte quello che non emerge da una lingua può emergere dall'espressione usata nella stessa attraverso una traduzione in un'altra lingua. E quindi in questo caso cambio genere, cambio luogo, cambio geografia e arriviamo a Tolkien. Il più famoso autore fantasy ci ha lasciato un'opera incredibile, che è quella del Signore degli Anelli. Nella versione tradotta, curata da Vittoria Alleata e da Quirino Principe, c'è un verso che mi ha sempre colpito. L'originale è Not all those who wander are lost. La traduzione della versione citata è Né gli erranti sono perduti. Ora, con gli erranti cosa si intende? La parola wander vuol dire appunto vagabondo, errabondo. Quindi erranti è coloro che errano nel senso che vagano
Però in italiano c'è una sfumatura rispetto ad errante. Errante è anche come chi sbaglia. Ovviamente è una sfumatura di significato molto più morale e religioso, ma esiste. Anche se ovviamente l'errante come vagabondo è quella più conosciuta. Ecco, in questo caso sembra che si possa dire non tutti coloro che errano vagabondano o coloro che sbagliano sono perduti. E questo è meraviglioso se lo pensiamo da un punto di vista anche morale, tipo. Bene, ora tocca a voi, voglio leggere nei commenti altri esempi di questo tipo, di modi in cui gestire la lingua, tanto da mostrarci nuove interpretazioni. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, seguite il canale e io vi aspetto qui nel prossimo video. Ciao! In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. A te la linea, Antonino. Antonino, a te la linea. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. A te la linea, Antonino. Ain't that a kick in the head? Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. A te la linea, Antonino. Benissimo, grazie Natalia, alle 19:32 minuti e 54 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, questa puntata 1185 di Zoom e naturalmente noi continuiamo la nostra trasmissione. Abbiamo una telefonata allo 0292947222. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Bonsoir. Caro Michele. Un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va? Tout va bien? Ladies and gentlemen, welcome to Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna sulle magiche onde di Radio Libertà, la Talk Radio. Come va? Tutto bene? Sì, direi decisamente bene. Tu? Non c'è male, grazie. Intanto auguri da un pascià per la festa del lavoro. Domani festeggiano i lavoratori di tutta Italia e non solo, il 1° maggio. Certo. Ed è giusto che sia così. Bene, mi vuoi... E il punto di Michele Caruso. Come? Il punto di Michele Caruso. Andrea Tempio ha ucciso Chiara Poggi per motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima a seguito del suo rifiuto in un approccio sessuale. È questa la ricostruzione della procura di Pavia che ha mosso un j'accuse
distante da ogni qual forma di hubris ad hoc, dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, Milano, proprio sì, la città meneghina, che nelle scorse ore hanno notificato a Stempio un invito a comparire modificando il capo di imputazione da omicidio in concorso a omicidio volontario. Tra le aggravanti contestate anche quella della crudeltà per l'efferratezza dell'azione, il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto. Secondo i pubblici ministeri di Pavia, dopo una iniziale colluttazione, Stempio ha ripetutamente colpito Chiarapoggi, facendola cadere a terra e perdere i sensi. A quel punto l'ha fatta scivolare lungo le scale che conducono in cantina, dove nonostante fosse già incosciente l'ha colpita cagionandole le lesioni che hanno causato la morte della 26enne. Aggredita da Andrea Stempio, Chiarapoggi provò a reagire, e quanto emerge dalla nuova ricostruzione della Procura di Pavia nell'imputazione dell'invito a comparire per l'interrogatorio del 6 maggio notificata nelle scorse ore al 38enne. Secondo i magistrati, dopo una iniziale colluttazione, Stempio ha colpito reiteratamente la vittima con un corpo contundente, facendola cadere a terra per poi trascinarla verso la porta di accesso alla cantina. La 26enne ha provato a reagire mettendosi i carponi, ma è stata colpita di nuovo 3 o 4 volte fino a farle perdere totalmente i sensi. A quel punto Stempio ha fatto scivolare il corpo di Chiara lungo le scale che conducono in cantina, dove sempre, secondo i magistrati pavesi, nonostante fosse già incosciente, l'ha colpita almeno altre 4 o 5 volte, uccidendola. Secondo Stempio, assurdo, il movente sessuale non frequentava Chiara, la conosceva a malapena. Ricordiamo che Stempio era il migliore amico del fratello della vittima. Dunque il fatto che non solo è stato tolto il concorso, ma quello che era abbastanza prevedibile, ma è stata aggiunta pure l'aggravante della crudeltà, che era stata tolta da Alberto Stasi. Non si capisce come mai dopo 19 anni, mentre le ferite rimangono quelle inevitabilmente, viene aggiunta l'aggravante, tecnicamente non lo si capisce. Alberto Stasi fosse un innocente per così tanto tempo in carcere, e dunque bisogna aspettare ancora che si evolva il caso. Stempio si dice di non avere alcun problema a parlare, ma qualunque cosa lui deciderà di fare sarà sempre su consiglio del suo legale, proprio per seguire al meglio le tecniche e le strategie difensive. Vado a concludere. E dunque la difesa non ha ancora deciso, ad esempio si presenterà il 6 maggio in procura a Pavia per rispondere, non si può dire niente, si sta comunque valutando, magari si deciderà anche là al momento stesso, si vedrà. Il fatto che le indagini non siano state ancora chiuse e che dunque non c'è ancora stata la discovery degli atti porta a far ritenere che la difesa sceglierà molto probabilmente di non rispondere. Il legale di Stato intanto dice: leggeremo gli atti e presenteremo richiesta di revisione del processo del studente della Bocconi, che lavora come contabile in uno studio ammesso al lavoro esterno, ed era ritenuto fino a poco fa l'omicida, l'assassino della sua fidanzata Chiarapoggi. E allora è da rivedere tutto il processo, se fosse così, con un colpevole in giro e un innocente in carcere, come Stempio e Stasi per il caso del delitto Chiarapoggi, sarebbe veramente una vergogna, uno scandalo della malagiustizia tutta italiana. Direi un tuo parere, da Michele Caruso. Grazie, buona festa del lavoro, buona serata e buon weekend. Allora, Michele, io guarda, mi sono sempre tenuto alla larga da come si chiama, da Garlasco, perché francamente questa storia mi sembra un enorme guazzabuglio. Posso dire solo una cosa, e mi dà molto dolore dirlo. La verità è che Chiara Poggi è morta, punto. Dopodiché posso dire che, insomma, chi difendeva Alberto Stasi era intimamente convinto dell'innocenza di Stasi. Questo io lo so, insomma, da fonte abbastanza sicura. E siccome chi lo difendeva era un gran galantuomo, oltre che un grande docente processual penalista, io posso dire che se lo diceva lui ci credo che Stasi sia innocente. Il problema però
è che è stato riaperto questo caso, c'è stata questa corsa mediatica che io trovo francamente discutibile, con il TG1 a dare la notizia dell'impronta, quella sul muro, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, a me pare che purtroppo, anziché lasciar lavorare i magistrati e concentrarsi sul lavoro dei magistrati, qui si sia fatto come al solito molto bailame emotivo all'italiana. E io credo che quando un magistrato lavora per accertare la verità, meno dichiarazioni ci sono, meno scoop ci sono e meglio è. Detto ciò, aggiungo anche un'altra cosa. Io non lo so se Andrea Sempio ha ammazzato Chiara Poggi. Posso dire un'altra cosa, che c'era un tempo in cui, vabbè, questo è un processo evidentemente indiziario, è tutto basato su indizi, addirittura sono andati a guardare le scatole, là, i vasetti di yogurt che la povera Chiara si è mangiata la mattina dell'omicidio e così via. Una volta, diciamo che prima di questo atteggiamento quasi fideistico nelle indagini di RIS e vari esperti scientifici, la prima cosa era sempre il profilo umano. Cioè la polizia, i carabinieri ti prendevano, ti interrogavano e vedete, qui non è questione di dire ma c'era chi le prendeva, chi le buscava, queste sono tutte stronzate. In realtà c'erano fior di, come si dice, fior di investigatori che riuscivano a, come dice Leonardo Sciascia, a pigliarti di lingua, cioè riuscivano a prenderti in contropiede se tu dicevi una vaccata e ti sgamavano e tu ti spingevano a confessare. Mi pare che questa attenzione fideistica, ribadisco, nella prova, come possiamo dire, scientifica, ecco, questo abbia un pochettino messo in secondo piano la capacità di interrogare, di pigliare di lingua, appunto, per dirla con Leonardo Sciascia, un imputato. E questo forse non aiuta, perché alla fine della fiera dice come si fa? Come si deve fare? Ci vuole un bravo investigatore che ti ascolta, ti interroga, ti parla, entra in sintonia con te e trova lo spiraglio per farti parlare. E c'erano fior di investigatori un tempo che facevano davvero paura quando ti interrogavano e riuscivano davvero a farti cantare tutta la verità. Sarà oltre ogni ragionevole dubbio? Non lo so. Per cui vedremo. Però io dico un'altra cosa. Oggi questi erano dei ragazzi di 18-20 anni quando questa storia è cominciata. Oggi sono degli uomini sulla quarantina. Finirà in qualche modo sta storia. Se tra 20 anni viene fuori qualcosa, salta fuori una carta, qualcuno sul letto di morte gli viene qualche idea e confessa o dice c'è questa cosa, c'è quest'altra. Che faremo? Andremo a prendere della gente oltre la sessantina, qualcuno nonno, qualcuno morto, qualcuno incapace di badare a se stesso e così via, per rifare da capo ancora una volta un processo, per ripartire di nuovo attorno a Garlasco, per fare questo girotondo attorno a un cadavere. Ecco, mi permetto di suggerirvi una lettura. Un libro di Andrea Camilleri, che non è il solito Montalbano, francamente ormai ha anche stufato, si chiama La morte di Amalia Sacerdote.
È un libro che lui ha scritto una ventina d'anni fa, ispirato proprio al caso di Chiara Poggi. Vabbè, poi la storia va in tutt'altro modo, è di un'altra cosa, però tanto per dirvi come questa storia, un po' come la morte di Amalia Sacerdote, che trovate per il Tipi Sellerio, si sviluppa e s'annerisce in una maniera così ingarbugliata e così intricata che io mi domando se abbia ancora senso fare certi processi, se abbia ancora senso cercare una verità dopo tutto questo tempo, e chissà. Punto di domanda. Con questo io vi saluto, vi ringrazio, ci salutiamo con Elio e le storie tese bis dall'album Crack Crack Crick Crack del 1999. Domani non saremo in onda, la radio è chiusa, ci ritroveremo sabato mattina alle 8 il grandissimo Pier Vittorio Scimia con la sua immarcescibile rassegna stampa, e alle 9.35, 9.40 saremo in diretta dal garage Gasparri, in quel di via San Bernardino al 111 a Legnano. Veniteci a trovare, perché abbiamo un GT veloce molto interessante da mostrare. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.